just 3 laps to go on this shortened circuit without the big climb of Montjuic, and off went Roscioli to join him, and now inside these final 2 kilometers the winner of this race will be between these. La loro salute e tutto, però credo che non c'erano le condizioni per fare questa protesta, o almeno andava concordata prima, non arrivare sulla linea della partenza, perché io ero lì in mezzo ai corridori nel recinto di ritrovo, no? E nessuno ha manifestato la posizione di non partire. Poi hanno chiamato i corridori alla partenza, io credevo che fossero partiti e non potevo uscire fuori dove c'erano i corridori e non si capiva quello che stava succedendo, no? Poi sono andato fuori perché ho chiesto di poter andare e erano lì, erano 2 o 3 che dicevano che non volevano partire. Non e poi, come giustamente ha detto Davide Cassani, una volta che prendi il via la corsa la devi finire. Se ci sono dei problemi vanno risolti prima. Massimiliano Lelli e Fabio Roscioli sono all'ultimo chilometro, eccolo lì l'arco verde con il triangolo rosso. Ultimo chilometro di questa 14ª frazione del Giro di Spagna, 2 italiani, quindi assisteremo a un secondo successo italiano dopo la vittoria di Daniele Nardello a Pla de Beret davanti a Peña e Garcia Casas. Seconda vittoria italiana, e già questa è una buona notizia per noi. È l'unica buona notizia di oggi. Adesso staremo a vedere cosa combineranno. Vedremo se Roscioli tenterà di scattare, di anticipare Massimiliano Lelli. Lelli un po' più veloce di Fabio Roscioli. Siamo ancora lontani dall'ultima curva che è ai 200 metri dall'arrivo. La velocità è abbastanza bassa. Si mantiene Roscioli come aveva fatto con Uchakov nella tappa di Saragozza. Roscioli a ruota di Lelli, è sì più veloce Lelli, però non è a livello di Uchakov, quindi Roscioli forse ha qualche chance in più. Sì, difatti vedi, cerca di fare la tattica che ho detto io, cerca di staccare, cerca di guadagnare terreno nella curva finale. La traiettoria non è delle migliori. La sta prendendo un po' stretta, è una curva molto brutta, verso sinistra, siamo ai 200 dal traguardo. Fabio Roscioli si allarga molto, è in prima posizione, ormai 150 metri al traguardo. Fabio Roscioli su Massimiliano Lelli, recupero di Lelli, ma è Roscioli che si alza, Lelli non molla, 30 metri, Roscioli, Fabio Roscioli davanti a Massimiliano Lelli. La gioia del 34enne di Grottammare, che dopo tantissimi tentativi finalmente è riuscito a coronare una fuga con un successo. L'ha studiata bene questa volta, non ha sbagliato nulla, sapeva di essere più spericolato, più veloce di Massimiliano Lelli, lo ha anticipato, la sua volata è cominciata a 300 metri dall'arrivo, anche con una traiettoria stretta, quindi un po' pericolosa, è riuscito a mettere 20 metri tra lui e Massimiliano Lelli in rimonta, però non c'era niente da fare. È vero che Lelli non è Uchakov, è altrettanto vero che questa volta Roscioli ha indovinato tutto. Tattica, ha impostato la curva in maniera non perfetta, però l'ha affrontata molto velocemente. Infatti ha rischiato di cadere, ha sfruttato proprio l'uscita della curva, è andato a pochi centimetri dalle transenne, però ce l'ha fatta. Diciamo che comunque meritava un successo Roscioli, perché fin dalle prime tappe in fuga le ha tentate tutte e oggi finalmente ha coronato il più combattivo della Vuelta. Fabio Roscioli si aggiudica la 14ª tappa, sta arrivando il gruppo, dicevamo prima che ci saranno sicuramente altre discussioni dopo quelle già avvenute. In proposito chiedo un parere all'avvocato Ingrilli, che è qui a Barcellona, presidente dell'associazione dei corridori. Non hanno fatto una gran figura oggi tutti quanti. Ma devo dire che c'è stato poco coordinamento, e poi grazie all'intervento di Francesco Moser si è riusciti ad ottenere una mediazione dignitosa per tutti. Certamente il circuito era veramente pericoloso, ma molto pericoloso con la pioggia. Ne avevano tagliato una parte, ma la strada era veramente viscida e rischiava di creare qualche problema ai corridori.